Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Come avete visto dal titolo, oggi parleremo un po' dei protocolli di pulizia, ma prima di fare questo il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale di Il De Garda, nel canale YouTube chiaramente, nel canale YouTube del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche in Telegram, dove al lunedì sera il De Garda e Marietto Veneziano coltivati da Midas tengono un percorso esoterico gratuito. Il link li trovate qui sotto in descrizione. Se volete anche dei circuiti radionici gratis e dei quadranti radiostesici gratuiti, il vostro Marietto ha messo a disposizione nel sito elcapitano.altervista.org vari ebook gratuiti da scaricare. Ne hanno già scaricati più o meno 140.000 e più o meno hanno già scaricato in totale più di 1.400.000 circuiti in modo gratuito. E vi ricordo sempre che i link sono sotto in descrizione. Bene, iniziamo a parlare un po' di questa pulizia energetica, questo protocollo che si sente sbandierare a destra e a sinistra nei vari gruppi social. Come è nato e perché si usa e se funziona. Allora, praticamente diciamo che è arrivato questo messaggio dei protocolli sono arrivati dagli Stati Uniti. Questa volta è arrivato un buon messaggio. Questi protocolli funzionano. A chi sono destinati? Sono destinati praticamente a chi si vuole pulire o far pulire a livello energetico completamente. Hanno una durata che dipende sempre dalla situazione, perché vi spiego una cosa: se uno abita sopra una falda, chiaro che il protocollo può pulire, però dopo un mese praticamente il corpo eterico si satura di nuovo, perché voi dovete sapere che il nostro corpo eterico dagli attacchi, no? Se non siamo costantemente protetti, dopo un mese praticamente viene risaturato, o meglio, se voi fate una pulizia completa, il corpo eterico sicuramente tiene un mese, no? Dopodiché cosa succede? Dopodiché se c'è un attacco continuo, tipo una falda o un nemico, un vampiro energetico e quant'altro, insomma larve strane, cosa succede? Il corpo eterico tiene fino ancora un anno. Dopo un anno bisognerebbe in teoria rifare la pulizia o il trattamento energetico. Questo perché chiaramente non è una cosa che pulsa regolarmente e, ripeto, il protocollo energetico in teoria, se fatto bene, dipende sempre dal radiestesista che lo fa, copre tutti gli angoli e tutte le spigolature e tutti gli ambiti del corpo eterico di una persona, dai vampiri alle fatture, come si dice, al sottosuolo, all'energia, alle memorie della casa, e insomma tutto. Quanto dura una pulizia o un trattamento di questo tipo? Dura da 1 ora a 3 ore, quindi il radiestesista sta come minimo 1 ora, no, a pulire. Certamente più la persona è pulita, meno tempo ci mette il radiestesista. Se una persona più o meno si è sempre tenuta pulita, al massimo il radiestesista ci mette 1 ora. Se invece la persona è molto sporca a livello energetico, il radiestesista può metterci anche 2 ore, 3 ore, a dipendenza sempre un po' dalla situazione energetica della persona, anche perché è il pendolino che gira a dipendenza sempre dei bisogni. Quando vede che una persona è molto sporca a livello energetico o l'ambiente familiare è molto importante, nel senso ha molti attacchi di vario genere, o magari può avere delle falde e poi può avere dei vampiri energetici sia fisici che astrali e poi anche delle fatture. In quel caso lì diciamo che la pulizia inizia, poi per un mese il corpo eterico si satura di questa forza e dopo, da quel mese che finisce, praticamente c'è un anno, ripeto, un anno in cui queste forze negative possono incominciare a praticamente ricolpire la persona. Quindi questo trattamento in teoria funziona per un anno massimo. Diciamo che il primo mese il corpo rimane saturo, bello pulito delle energie benefiche, e dopo un anno praticamente, se abita sempre in quel posto lì, se sempre c'è quelle attitudini che continuano a, in certo senso, attaccarlo, ad esempio posto di lavoro, se una persona lavora sempre con delle persone che sono dei vampiri, questo trattamento sicuramente in un anno tiene per quell'anno lì, ma poi dopo, come si suol dire, le altre forze potrebbero entrare in campo. Invece
Un'altra alternativa sarebbe o quel pendaglio che il vostro marietto propone, proprio perché ha delle caratteristiche importanti non solo nel pendaglio, ma anche per il lavoro che fa il marietto a côté, dietro le quinte. E poi oppure dei riti propiziatori come si suol dire, delle operazioni magiche ad hoc. Però diciamo che come protocollo funziona benissimo in ambito familiare, cioè sarebbe da fare, cioè sarebbe l'azione da fare principalmente appena si entra nel mondo radiostesico, fare questo bel protocollo, così praticamente il campo vibrazionale della famiglia rimane o incomincia a pulirsi e dopo tranquillamente si può iniziare anche con dei circuiti di supporto. Questo chiaramente nelle situazioni migliori. Cosa costa un protocollo? Un protocollo costa 100 euro, ma li vale tutti per il semplice fatto che aiuta a livello proprio familiare, cioè si tocca tutti gli ambiti, anche le energie che rimangono in casa, oppure i fantasmi, tutto insomma, tutto quello che a livello energetico può influire su una persona. Poi è chiaro che ogni radiestesista ha le sue tecniche, ci sono quelli americani che usano un determinato sistema di tecniche, ci sono quelli europei che ne usano altre, perché qui ci sono anche altre realtà e altre, come si suol dire, energie negative, anche perché, come vi ho già spiegato, noi viviamo in un'altra realtà, siamo anche molto più vecchi, viviamo con un'egregora molto potente, più vecchia. Gli americani, essendo sotto un'egregora molto più, come si dice, giovane, sono più aggressivi, noi abbiamo altre problematiche, loro ne hanno altre. Però è chiaro che il messaggio è partito da lontano, cioè da loro, o meglio loro lo hanno rispolverato, perché i cabalisti questa cosa qui la usano da più di 6.000 anni. Bene cari amici, detto questo, il vostro marietto veneziano vi saluta, vi chiede, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale YouTube di Ildegara Marietto Veneziano e anche di andare a scaricare nel sito capitano.altervista.org dei bellissimi circuiti radionici e quadranti radiostesici che sono gratis. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.